Direttissima al Tribunale di Venezia per un veneziano residente alla Giudecca, era stato fermato dalla polizia del commissariato di Chioggia. Al momento non è noto per quale tipo di comportamento e al momento l'unica conferma non ufficiale è che avrebbe cercato di picchiare un poliziotto. Altro particolare, non si tratta dello stesso individuo protagonista della rapina del bar gestito da una famiglia di cinesi in Viale Umbria. La denuncia è stata formalizzata alla caserma dei carabinieri di Sottomarina, ma al momento non è ancora trapelato nulla sull'identità del malvivente, nonostante il video della rapina stia impazzando per WhatsApp e la persona sia ben riconoscibile.